Sono stati ancora una volta fatali i minuti di recupero per il Castrum Favara che, come era successo a Barcellona Pozzo di Gotto, anche a Ragusa ha subito la rete del pareggio al 92esimo. Una sorta di maledizione che è costata al Favara ben 5 punti, in quanto per la statistica bisogna infatti aggiungere anche la sconfitta subita al 93esimo nel derby con il Licata. 1-1 è il risultato di ieri a Ragusa, al gol di Lapiana realizzato al 27esimo del secondo tempo, ha fatto il pari picchi per il Ragusa al secondo minuto di recupero, che a tempo praticamente scaduto ha evitato la sconfitta ai ragusani. Un pari e patta che fa recriminare entrambi gli allenatori. Erra del Ragusa, che ha dichiarato di avere prodotto tanto ma non ha trovato lo specchio della porta, e Infantino amareggiato per il secondo pareggio subito nel finale dopo essere in vantaggio e che costringe il Favara a lasciare preziosi punti che sembravano già conquistati. La cronaca vede una gara molto aperta, con le due squadre ben disposte in campo e con la presenza di tanti giovani. I primi minuti vedono una leggera supremazia del Ragusa che spinge in avanti. I gialloblu provano a rispondere con la Piana che impensierisce un paio di volte il portiere e con Baglione. Anche Capitan Scuffia per il Favara è costretto a stare molto attento. Nella ripresa il Castrum Favara si fa più insistente. Al secondo un bel colpo di testa di Palma sul secondo palo viene salvato dalla difesa. Il momentaneo vantaggio per il Favara arriva al 27esimo, cross dalla destra di Mudasiro, il pallone arriva alla Piana che non sbaglia. Quando tutto sembrava volgere al meglio per i gialloblu favaresi, al 47esimo, nei minuti di recupero, arriva Picchi che svette in aria e con un colpo di testa su cross pennellato da Ruffino batte Scuffia e realizza la rete del pareggio per il Ragusa. Sereno ma anche amareggiato il tecnico favarese Pietro Infantino per il secondo pareggio subito nel finale dopo quello di Barcellona. Questo è il risultato del campo e questo dobbiamo accettare, dichiara a fine gara. Abbiamo perso punti, ma continuiamo il nostro cammino. Si sono affrontate due squadre che puntano a salvarsi, credono nella valorizzazione dei giovani e infatti hanno giocato tanti under. Poteva finire 2-0 per il Favara per chiudere la partita. L'unico rammarico è quello, ma continuiamo il nostro percorso.